Corso universitario di lingua veneta lo attiva il Brasile e il primo corso sarà tenuto da un insegnante bassanese, Emanuele Borsato. Buongiorno da Rossano Veneto, il paese al crocevia tra le province di Vicenza, Treviso e Padova, dove ha sede l'Accademia della Bona Creanza, l'istituzione che ha promosso il primo corso universitario in lingua veneta in Brasile. Stasera la prima lezione, a tenerla a distanza sarà oltreoceano il professor Alessandro Mocellin, bassanese, che dell'Accademia è presidente. Professore, come è nata questa idea? Questa idea parte da lontano, da un incontro che avevamo fatto anche con degli autori di Veneto brasiliano nel 2017, proprio presso questa Universidade Federal de Santa Maria, la prima università federale dopo quella originaria, la seconda insomma in Brasile, e con loro nel 2018 è nato un accordo di cooperazione per la cultura, la lingua e la storia dei veneti, visti quanti veneti ci sono in Brasile che ancora parlano veneto dopo 5, 6, 7 generazioni. Sapete, in questi luoghi ci sono città che si chiamano Nova Bassano, Nuova Vicenza, Nuova Padova, 4 Nuova Venezia per esempio, c'è il Monte Grappa in Brasile, non so se lo sapevate, e quindi in questo luogo in realtà straordinario per tutti i veneti, dove tutti dovremmo andare, è nata l'idea di costruire un primo corso universitario che introduce un po' la storia veneta, la storia dell'immigrazione, ma soprattutto che insegna la lingua veneta con la grafia ufficiale a tutti quanti quelli che vogliono partecipare. Gli studenti dell'università sono 27.000, è aperto a tutti quanti, è il primo corso e vedremo, sarà un corso pilota, quindi anche noi calibreremo il tiro e verrà fatta poi infine una pubblicazione con i materiali in modo che si possano utilizzare anche per le future iniziative e anche magari in altre università del Brasile che ci stanno già contattando per replicarlo in altri stati del Brasile. Riduttivo definire il veneto un dialetto e una vera e propria lingua, professore? Sì, è una lingua, anche se magari noi spesso lo trattiamo come un dialetto, cioè gli facciamo fare solo le cose che pensiamo potrebbe fare un dialetto. In realtà il veneto è una lingua dal punto di vista proprio genealogico, viene direttamente dal latino, come l'italiano, come il francese, come il portoghese, non è un italiano parlato male. Il veneto è una lingua, ha delle caratteristiche proprie e queste caratteristiche tra l'altro non solo lo rendono diverso dall'italiano, evidentemente proprio dal punto di vista grammaticale, come scopriremo anche nel corso, ma spesso lo avvicinano ad altre lingue insospettabili. Il veneto per esempio fa le domande con l'inversione interrogativa come l'inglese, come il francese, come il tedesco. Quindi se in visentin dico tite sì, domanda sito, è la stessa cosa dell'inglese, you are you, cioè inverto il soggetto e il verbo per fare la domanda. Questa cosa in italiano non solo non si fa, ma è impossibile. Ecco perché il veneto è una lingua diversa dall'italiano ed è utile anche quando impariamo l'inglese, perché noi veneti abbiamo già questa costruzione già in testa, quindi basta solo applicarla all'inglese. Vogliamo brevemente salutare in Veneto i nostri telespettatori in Brasile? Beh, loro si saluta con una roba bellissima che è sani o un struccon, cioè un abbraccio, che dovremmo reimportare qui in Veneto, quindi sani. Ringrazio il professor Mocellin, da Rossano Veneto è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Emanuele Borsato per questa lezione e noi ci prendiamo una piccola pausa, quando torniamo c'è ancora molto da raccontare a partire da uno straordinario